Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Walt. Perché non sono usciti video questa settimana? Perché ora la qualità sarà abbastanza scadente per due motivi. Uno, perché in vacanza faccio video dal telefono e si era rotto il telefono, quindi ho dovuto prendere un altro. E due, cosa ancora più importante, i video di bassa qualità, perché sennò ragazzi non riesco a caricarli. Con la connessione al telefono non riesco a caricarli, cioè ci mette 10 anni. Detto ciò, Fiorentina-Napoli 0-0, non mi aspettavo il risultato, pensavo fossimo carichi, anche con la Fiorentina un po' stanca, pensavo saremmo riusciti a fare qualcosa di più. Oggi ce n'ho da dire veramente tante. La prima cosa, non è possibile che il Napoli non abbia una ala destra, ok? Non abbiamo una ala destra. Abbiamo Politano in stato di grazia quando vuole lui che si sveglia e fa qualcosa, l'altro è imbarazzante, Lozano è imbarazzante, voto 4, oltre alla prestazione vergognosa, ha sbagliato un gol. Che gol ha sbagliato Politano? Politano Lozano. Che gol ha sbagliato Lozano? Che gol ha sbagliato Lozano? Insufficienza per Lobotka. Migliore in campo per me Kim, ha fatto un partitone. Kvara ci prova, Victor pure, anche se fa molti errori. Bene Raspadori quando è entrato, Dombele ni, ottima partita Anghissà, clamoroso, sempre là un colosso, bene Rachmani, bene Di Lorenzo, bene Mario Rui, però voglio serve qualcosa di più. A parte serve essere cinici, ma poi serve cattiveria. Serve cattiveria. Oggi passeggiavamo, serve cattiveria. Detto ciò, non è che è un risultato brutto. Comunque, pareggio a Firenze, al Franchi ci può stare. Però voglio serve cattiveria, servono le palle. Oggi si poteva vincere. Complimenti alla Fiorentina che ha fatto una partita della Madonna. Ma oggi si poteva e si doveva vincere. Oggi si poteva e si doveva vincere. Senza fare scene, catastrofi, no. Siamo inizio campionato. Ci sta molti giocatori nuovi. Raspadori, io è arrivato con due palle così. Raspadori due palle così. Spero che ce le abbia sempre grosse così. Perché potrebbe essere veramente un valore aggiunto in più. Zieni, Piotr, allora, se questo è quello che devi fare, io ripeto, quella è la panchina. Io ti amo, ma continua a essere quella la panchina. È lo stesso discorso di Lozano. Quella è la panchina. Io non vi sopporto più a nessuno dei due. Non volete giocare, non avete voglia di giocare, nessuno dei due. Ciuchi, secondo me, è limitato. Ciuchi, più che non ha voglia di giocare, è proprio limitato il Ciuchi. Zielinski è un coglione perché non vuole giocare. Voto all'arbitraggio 4, non solo in favore o sfavore del Napoli, ma anche per la Fiorentina. C'erano 1000 falli per la Fiorentina non fischiati, ma 1000 ammonizioni anche non date, 1000 falli per il Napoli. Uno che c'era non lo dava, non c'era e li dava. Marinelli oggi non ci ha capito un cazzo. 4, sia da una parte che dall'altra. Ripeto, non dico favoritismi. 4, 4. Arbitraggio vergognoso da tutte e due le parti. Veramente, io non so come questi arbitri possano calcare i campi di Serie A. Per adesso io che vi devo dire? Che vi devo dire? Purtroppo potevamo andare primi da soli, dopo 3 giornate, prendere due punticini, che pensando che la prossima settimana c'è la Lazio dopo il turno infrasettimanale, capito? Ti poteva dare quel quid in più. E invece no, invece siamo coglioni noi perché non ci piace. Non ci piace e ce lo teniamo così. Ce lo teniamo così. Vediamo di vincere mercoledì, ragazzi. Vediamo di vincere mercoledì, che ve lo giuro faccio un macello. Vinciamo mercoledì. Poi andiamo con la Lazio, tra parentesi, credo che sarà allo stadio, credo, devo ancora avere conferma. Detto ciò, fate sapere qua sotto e cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video, bello.